Bella Wagyu, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per fare un video più particolare del solito. Ritorna in cucina con Gennazza con Antonio. Salve ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi cucineremo pasta e patate con la provola, giusto? Certo. Ad Antonio non piace, però ho detto vieni a casa mia, te la faccio io e ti faccio È una del sfida, è cannibale. una sfida. Noi ci vediamo con la preparazione. Ragazzi, questi sono gli elementi per fare una buona pasta e patate. Patate ovviamente tagliate a cubetti, provola di aggerola, pancetta, cipolla, sedano e carota. Esatto. Adesso vi faccio vedere la preparazione. Adesso prepariamo il soffritto. Aspetta, posso fare anche più veloce. Ragazzi, dopo il sedano tagliamo la carota per il soffritto. Alla lunga si cambia. Una volta tagliato il sedano lo mettiamo nella pentola. Ecco qua. Dai, mi sono Sotto. tagliato. Stiamo facendo il soffritto, adesso vedete come frigge più o meno. Siamo solo agli inizi però. Adesso buttiamo le patate. Ragazzi, arrivati a questo punto mettiamo l'acqua. Ho fatto un video di cucina qui, parmigiana in spagnolo. Ho dato la pasta. Ragazzi, mescolate perché non vorrei mai si bruciasse. È arrivato a questo punto, spegniamo il fuoco e buttiamo la provola a sentimento. Ragazzi, il momento più atteso. Guardate, uno spettacolo. Ragazzi, ecco il risultato, uno spettacolo. Proprio così deve essere. Mazza, assaggiamo. Sì, già. Dai, Uno spettacolo. La davo due soldi. Vai. Vai giù, buonissima. Buonissima. Assaggio anche io. È buona, eh? Non detto buonissima. Ragazzi, abbiamo finito di mangiare, era veramente buonissima. A parte per il video, ma era veramente buona. Ma ora diamo i voti, Mazza, tu? Io un 7 più. Io un 8, cameraman tu? 8,5. Se volete un prossimo Gennazzi in cucina lasciate 50 mi piace. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bene ragazzi.